E cambiamo argomento, parliamo di ambiente. La scure della legge di bilancio regionale 2011 quest'anno si abbatte proprio su questo campo, passando dai 5.392.000 euro del 2009 ai 2.925.000 euro del 2011. Abbiamo raggiunto dunque telefonicamente Guido Pesante, vicepresidente del WWF del Friuli Venezia Giulia, per avere un suo commento in merito. Ascoltiamo il prossimo contributo. Il confronto con i finanziamenti agli altri ambiti nasce spontaneo, chiaramente dipende dalla priorità che hanno gli ambiti stessi, come ad esempio quello sanitario, ma voi evidenziate delle forti lacune e differenze nell'ambito ambientale. Delle fortissime alcune differenze, perché l'ambito ambientale è finanziato in spese libere per 34 milioni, quello sanitario, come lei ricordava, per 2.377, ma poi quello del funzionamento affari istituzionali, economici e fiscali generali per 1.995, sempre di fronte a 34, quello per la sussidiarietà ed evoluzione a 572, sempre di fronte a 34, quello per il funzionamento della regione a 335 e così via. C'è un salto enorme a danno di un settore che è invece strategico a nostro parere, è strategico anche per ragioni, diciamo, sanitarie, perché poi è un settore che contribuisce allo star bene dell'uomo, poi è un settore strategico in proiezione verso il futuro, ovviamente. La tutela dell'ambiente è un principio che proietta il nostro paese. Con queste premesse dunque dove trovare le risorse per costituire la rete ecologica regionale promossa peraltro e proposta dalla Giunta? Guardi, le risorse in un bilancio enorme come quello regionale ci sono senz'altro. Perché si può andare ad incidere sulle voci di funzionamento del Consiglio regionale, perché si può andare a incidere sulle voci a sostegno delle sezioni sciistiche e di Promotour. Lei pensi che l'intero bilancio per la tutela delle aree protette è inferiore al costo necessario per la costruzione di un solo posteggio a raso a servizio della funivia di Senna Nevea. Si potrebbe intervenire sulle opere infrastrutturali fortemente impattive come la Gemona Sequals o la Manzano Palmanova. Vuol dire, in un bilancio come quello regionale le comunque modeste risorse necessarie a sostenere e ad implementare un settore strategico come quello della tutela dell'ambiente ci sono senz'altro.